Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta birra cruda Icnusa 66 CL a 99 centesimi. Patatine Crocchias classiche o rustiche 180 grammi a 1,49 euro. Gelato affogato Cardor Algida, vari gusti 500 grammi a 3,99 euro. Caffè Kimbo Aroma Italiano 2 per 250 grammi a 6,99 euro. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Ancora buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovate il secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il notiziario le news dall'Ogliastra. Ancora una giornata di incendi. Nel pomeriggio di ieri il corpo forestale è intervenuto per un vasto rogo nelle campagne di Lozzorai in località Incollu con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di San Cosimo. Sul posto le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal direttore della stazione forestale di Tortolì, affiancato dalle squadre dell'Agenzia Forestas e dai vigili del fuoco. Nel corso dell'intervento è stato disposto anche l'impiego di un secondo mezzo aereo proveniente dalla base di Farcana per rafforzare le attività di contenimento delle fiamme che purtroppo hanno devastato diversi ettari di territorio. Intanto a Tortolì l'amministrazione comunale ha invece voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento alla compagnia Barra Celare per il fondamentale contributo fornito durante l'incendio che nel fine settimana ha interessato la zona del quartiere di Scogottis. Secondo quanto riferito dal comune, la rapidità e la professionalità degli operatori hanno consentito di fronteggiare un incendio particolarmente pericoloso che, alimentato dal forte vento, ha raggiunto un'area di interfaccia minacciando alcune abitazioni e gli impianti sportivi della zona. L'amministrazione ha inoltre rivolto un ringraziamento al corpo forestale, ai vigili del fuoco, dei distaccamenti di Tortolì e Villagrande, alle squadre Forestas e a tutto il personale impegnato nelle operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e bonifica. L'episodio
evidenzia ancora una volta l'importanza del lavoro svolto quotidianamente da uomini e donne impegnati nella tutela del territorio, richiama tutti alla massima attenzione nella prevenzione degli incendi. Restano intanto in corso le indagini del Corpo Forestale per accertare le cause del rogo di Isco Gottis. Andiamo avanti, restando su Tortolì, si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell'ex blocchiera Falchi, che torna a disposizione della comunità completamente rinnovata e pronta a ospitare servizi dedicati alle persone più fragili. L'intervento, finanziato attraverso le risorse del PNRR, ha beneficiato di uno stanziamento di 345.000 euro ed è stato progettato per realizzare un punto unico di accesso ai servizi di contrasto alla povertà. La struttura offrirà orientamento, ascolto e supporto ai cittadini che vivono situazioni di vulnerabilità sociale ed economica. I lavori hanno interessato il recupero degli spazi interni adeguati alle future attività, il restauro conservativo della facciata eseguito nel rispetto delle prescrizioni della soprintendenza archeologica. Grazie a una gestione delle risorse che ha consentito di recuperare economia per circa 56.000 euro, l'amministrazione comunale ha ampliato il progetto originario completando la sistemazione anche delle aree esterne. In particolare è stata realizzata una nuova pavimentazione che permette l'abbattimento delle barriere architettoniche e garantisce quindi la piena accessibilità all'intero complesso. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Niedu, che ha definito la conclusione dell'intervento un traguardo importante per la comunità sia dal punto di vista urbanistico che sociale. L'assessore ha sottolineato come il recupero dello storico edificio consenta oggi di metterlo al servizio delle fasce più deboli della popolazione, evidenziando inoltre il lavoro svolto dai tecnici comunali, dai progettisti e dalla direzione dei lavori. Andiamo avanti, ci spostiamo a Lanusei. Si terrà domani alle 18 nella sala consigliare di Lanusei l'incontro pubblico dal titolo Lavoro e dignità umana, promosso per approfondire alcuni temi dei temi più rilevanti per il futuro del mondo occupazionale e dello sviluppo territoriale. L'appuntamento sarà un'occasione di confronto sulle politiche del lavoro, sulle opportunità offerte dalla formazione professionale e sulle sfide legate all'uguaglianza nel mercato occupazionale. Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione della parità di genere nei luoghi di lavoro. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Davide Burchi, del presidente della commissione del Consiglio regionale Salvatore Corrias. Seguiranno gli interventi di Alessandro Solinas, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Lara Serra, componente della commissione lavoro del Consiglio regionale, Domenica Muravera, segretaria della CGL Nuro Ogliastra, Michele Muggiano, segretario della CISL Ogliastra, Aurelia Orecchioni, coordinatrice della UIL Ogliastra. Le conclusioni saranno affidate all'assessore regionale del lavoro Desiree Manca. A moderare l'incontro sarà Gianluca Congiu, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. L'appuntamento quindi è giovedì alle 18 nella sala consigliare di Lanusei. Andiamo avanti, torniamo su Tortolì, che si prepara ad accogliere una delle autrici italiane più lette degli ultimi anni. Oggi alle 18 nella chiesa di San Gemiliano Stefania Auci presenterà il suo nuovo romanzo L'alba dei leoni nell'ambito dell'8ª edizione della rassegna Venerdì letterario e dintorni. L'autrice, nota per il successo della saga dei Florio, torna alle origini della celebre famiglia imprenditoriale siciliana, raccontando le radici nella Bagnara calabra del Settecento, prima della fortuna e delle grandi imprese che ne hanno segnato la storia. Dialogare con la scrittrice sarà Giuditta Sireus, direttrice artistica della manifestazione. Quella di Tortolì sarà l'unica tappa in Ogliastra del tour dedicato al nuovo libro. L'iniziativa è promossa dal comune e organizzata dal club DJ Nosti in Sardegna. Conferma l'impegno della rassegna nel portare sul territorio protagonisti della narrativa contemporanea e nel valorizzare luoghi simboli della città come spazi di incontro e cultura. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Restiamo su Tortolì perché prosegue la rassegna Incontri ravvicinati al Teatro Tenda San Francesco. La sera alle 21:30 andrà in scena Tutto tranne Gramsci,
spettacolo ispirato al libro Le donne di casa Gramsci di Mimma Paulesu Quercioli. Interpretato da Marta Proietti Orsella e Renata Manca con la regia di Susanna Mameli, lo spettacolo racconta Antonio Gramsci attraverso lo sguardo delle donne che lo accompagnarono nel corso della vita, la madre Peppina Marcias e le sorelle, con un ruolo centrale affidato a Teresina, la più giovane. L'opera propone un ritratto intimo e inedito del grande intellettuale sardo, intrecciando memoria familiare, affetti e resilienza. L'appuntamento rappresenta il terzo evento della rassegna organizzata da Rosso Levante, che proseguirà fino al 28 luglio con un calendario di 9 spettacoli dedicati al teatro, alla riflessione civile. L'ingresso è a offerta libera e consapevole. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.